uscito per noi è un giorno molto importante perché è un convegno finale, no, di 3 anni che, sono stati molto intensi, anche entusiasmanti, piacevoli, anche con tanti imprevisti, come al Monopoli ogni tanto estravamo la carta imprevisto, però insomma lavorando tutti assieme siam riusciti a trovare sempre delle soluzioni. Il progetto si chiama Progetto sperimentale per un sistema integrato di gestione delle aziende zootecniche da latte. Siamo nell'ambito del SISSAR, come ha spiegato il direttore. Come vado avanti? Sì. Allora, il sistema integrato, ha 4 scopi, no, quello di rafforzare la competitività delle aziende agricole, favorire la diversificazione produttiva, valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole e promuovere uno sviluppo che sia integrato ed equilibrato, quindi collegare la realtà, delle aree rurali poi con tutti gli altri aspetti che possono essere la, valorizzazione del paesaggio rurale, la biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale e non dimentichiamoci anche il turismo, perché anche il discorso adesso del turismo enogastronomico sta avendo sempre più successo. Il SISAR, appunto, abbiamo il SISAR A e il SISAR B, come detto prima, anche nel SISAR B ERSA ha potuto intervenire sulla zootecnia e vedo il direttore del Consorzio Montasio, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche con la collaborazione sia del Consorzio Montasio che della Naprobio, quindi andando direttamente nelle aziende e offrendo un'assistenza tecnica altamente specializzata. Poi abbiamo il SISAR che comunemente lo chiamiamo C, ma in effetti si chiama ricerca e sviluppo e queste parole sono molto importanti. Perché? Perché questa ricerca e sviluppo deve essere una ricerca e sviluppo di tipo applicato, quindi una ricerca sia di base, però applicata, che dia dei risvolti pratici e concreti nella realtà. Prevede quindi la predisposizione di progetti di ricerca che poi vengono sviluppati col fine di integrare sia le conoscenze scientifiche, l'innovazione tecnologica, la qualificazione dell'imprenditore e la valorizzazione in generale del patrimonio rurale, sempre in armonia col piano strategico di sviluppo. E quindi come si esplicita con attività di ricerca, sviluppo e servizi per l'innovazione. Come è nato quindi questo progetto nello specifico? Il contesto in Friuli, da ottimista dico, al momento si parla di una bassa redditività delle aziende. Le aziende sono medio-piccole, a gestione prevalentemente familiare, quindi c'è effettivamente adesso questo problema. Però abbiamo dei vantaggi da sfruttare, delle caratteristiche molto importanti che è la multifunzionalità. Quindi lavorando su la valorizzazione di tutti questi aspetti, cioè considerare che la zootecnia comunque ha delle ricadute e una forte interdipendenza proprio con la realtà, quindi di tutela del paesaggio, di manutenzione e di salvaguardia del territorio stesso, la promozione turistica, come detto prima, il contrasto anche allo spopolamento delle aree marginali, ma ricordiamoci anche alla custodia di tradizioni culturali. Dal punto di vista dei prodotti agroalimentari c'è tantissima cultura dietro, poi ne parlerà la professoressa Innocente. Quindi con condizioni di mercato non proprio molto favorevoli, perché il confronto poi con la grande distribuzione o con realtà altamente intensive, sicuramente la chiave sta nel dare sempre più valore alle produzioni di qualità inserite, ad esempio, nella filiera corta. In regione, scusate, a livello europeo si parla sempre di dalla forca alla forchetta, che in italiano non rende, in inglese un po' meglio, e noi in molti contesti possiamo parlare proprio dal pascolo alla tavola. E quindi è arrivato questo progetto. Abbiamo ricevuto una richiesta direttamente dalle aziende che avevano l'esigenza di provare queste nuove tecnologie, quindi agricoltura di precisione, verificare se nel nostro contesto friulano, montano, era possibile appunto intervenire. L'ERSA quindi si è rapportato con la regione, è stato trovato lo strumento finanziario necessario, si è creata la partnership e è stato scritto il progetto. La scrittura del progetto ha cercato di ampliare un attimo, quindi non abbiamo considerato solo il discorso di provare semplicemente degli strumenti innovativi, ma si è voluto ragionare su in generale delle tecniche di gestione aziendale che tengano in considerazione la sostenibilità ambientale, il rispetto e il benessere degli animali,
al fine di avere una migliore gestione delle risorse. Quindi se gestisci meglio le tue risorse hai una riduzione dei costi, una riduzione ovviamente dell'impronta ambientale e poi la caratterizzazione delle produzioni, cioè tutti sappiamo che i nostri formaggi sono buoni. Dare una risposta a dei dati precisi sicuramente permette un miglioramento qualitativo del prodotto e uscire anche sul mercato con informazioni più precise. La partnership è una partnership secondo me molto importante. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA ha collaborato con 2 università, quindi l'Università di Udine con 2 gruppi, i gruppi del prof Bovolenta e della prof Innocente e l'Università di Firenze, con cui da sempre c'è una collaborazione, ad esempio i dottorati di acquacultura sono consorziati con Firenze. Negli anni ERSA ha lavorato anche con altri gruppi di ricerca, quindi con l'Università di Padova, e con altre associazioni, quindi la NAPRI, l'Associazione Allevatori, il Consorzio Montasio, e quindi la partnership diventa molto importante in un progetto. Di questi aspetti, ad esempio, è stata invitata ERSA a parlare ad un convegno a Messina dove si darà voce a questo tipo di scelta, cioè la scelta della partnership diventa cruciale. Assieme a loro, quindi, si è cercato di sviluppare delle buone pratiche gestionali che siano innovative, considerando poi le tecniche di precisione. Di solito, quindi, i progetti, perlomeno quelli che ho seguito io all'ERSA, hanno sempre questo intento ben preciso di unire la tradizione e l'innovazione, bilanciando questi 2 aspetti, che sono poi gli strumenti fondamentali per affrontare nuovi scenari con efficacia. Da tenere sempre in considerazione la sostenibilità sociale, economica, ecologica, scusate, ed etica. Quindi il progetto, vi dicevo, durato un po' più di 3 anni, fine 2022 ed è finito nel 2025, ha visto le 3 azioni che poi vi racconteranno nel dettaglio i prossimi relatori. Nella prima azione l'Università di Firenze ha provato i collari virtuali e strumenti di zootecnia di precisione, l'Università di Udine col gruppo del prof Bovolenta e con Valentina Cecchini è stata fatta un'analisi dei sistemi di gestione delle aziende zootecnica a filiera corta e poi è arrivata la prof Innocente che ha chiuso, diciamo, il cerchio, quindi ha studiato i sistemi di produzione, trasformazione e stagionatura dei prodotti lattiero-caseari in un contesto di filiera corta e quindi ha dato tutta una serie di risposte anche al mercato. Per concludere, giusto 3 aspetti, quindi è emerso che una gestione integrata di più aspetti nella zootecnia da latte contribuisce quindi a dare uno slancio alla qualità delle produzioni e alla sostenibilità ambientale ed economica. Le sfide aziendali è meglio conoscerle prima, quindi se conosci il tuo nemico sai come proteggerti e anche prevederle non sarebbe male, in modo da poter dare poi degli strumenti e delle informazioni agli organi di pianificazione, politici e di programmazione. E infine arriva la promozione, no? Sì, come dicevo prima, tutti sanno che i formaggi nostri sono buoni, però se riusciamo a riconoscere con dei dati oggettivi perché sono buoni, possiamo puntare su valorizzare quindi tutte le caratteristiche estrinseche, ma anche quelle intrinseche, che sono le ricadute poi che si hanno sui servizi ecosistemici e permettere un aumento poi del ritorno economico al comparto, che alla fine è una delle cose più importanti. Piccolo spoiler, il gruppo di lavoro e questo tipo di iniziativa noi speriamo di poter dare un seguito e quindi poi ve ne parlerà il collega Nassivera. Vi ringrazio tanto per l'attenzione.